Signora Sindaca, un nuovo supermercato si apre qui a Milano, una cosa molto importante per il paese, immagino. Importante soprattutto per questo quartiere, come dicevo anche poc'anzi, perché questo è un quartiere molto popoloso, il quartiere Aldo Moro, un quartiere frequentatissimo, sono più di 4.000 residenti, ma soprattutto ha tanti servizi e tante attività, quindi era importante che ci fosse un negozio anche a servizio delle persone che poi qui girano, vivono e frequentano, e mancava proprio questo spazio, si sentiva la mancanza di ricostituire un po' un luogo dove poter fare la spesa normale che serve ogni giorno. Al servizio dei cittadini abbiamo visto che hanno anche fatto delle donazioni proprio. Ringrazio davvero la proprietà di Prix perché hanno davvero iniziato in questo nuovo luogo un rapporto costruendo relazioni e sostenendo soprattutto associazioni e anche realtà importanti per questo nostro territorio. Li ringrazio davvero, è davvero un bel segnale. Va bene, allora pronti? Via. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Aspetti, sì, questo è come ricordo, ma in senso che poi deve seguire e rendere sempre. Vero? Non fa la fine quando vince. Ecco qua, questo per bene. Evidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio, fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco. Grazie. Grazie anche per l'importante donazione che avete fatto, credo che è un importante segno di rapporto e creare legami. Poi come detto, oltretutto Una giornata molto importante oggi, si apre un nuovo supermercato e anche tante donazioni come ho visto. Sì, diciamo che fa parte del nostro proprio spirito essere molto legati al territorio sia nella scelta dei prodotti, quindi privilegiamo fornitori locali in modo tale che anche i prodotti riescono a soddisfare i gusti dei nostri clienti locali, ma non solo in questo modo, siamo legati al territorio cercando anche di aiutare nel limite delle nostre possibilità le associazioni che ne hanno bisogno, quindi dai bambini agli anziani a chi ha problemi, diciamo così, dove vediamo che c'è veramente bisogno interveniamo. E la cosa da sottolineare è che è la proprietà stessa che in prima persona si muove, quindi non delega solo il sottoscritto come direttore marketing, ma proprio loro in prima persona, perché le origini, ricordiamo, sono vicentine, sono 6 fratelli di una famiglia normale, quindi solamente grazie al sacrificio e al lavoro sono arrivate e non sono arrivate, e quindi siccome si ricordano le origini sono molto legate al territorio, quindi non siamo una multinazionale, non siamo stranieri, siamo proprio veneti al 100%. Questo è molto importante, bisognerebbe appunto valorizzare questi supermercati che intendono aiutare anche i loro cittadini. Sì, sono d'accordo, anche perché, torno a ripetere, noi ci siamo, non vogliamo diventare una multinazionale e vogliamo assicurare le occupazioni agli oltre 1.000 dipendenti. Questa inaugurazione è stata fatta nell'ambito di un'operazione di acquisto di 13 punti vendita 2D in cui abbiamo salvato 70 dipendenti che erano in cassa integrazione. Questi quindi sono i fatti, non sono solo parole. Benissimo, mi fa davvero molto piacere. Prix solo qui a Milano o anche in altri posti? No, Prix diciamo che oggi ad esempio, oltre a inaugurare Milano, stiamo inaugurando anche 3 baseliche, tanto per dare un'idea. Tra l'altro qua siamo presenti in territorio perché abbiamo un altro punto vendita a Milano, siamo presenti a Martellago, piuttosto che Noale, Scorzetto, tutti i punti vendita qua vicino, Fossò, tanto per dire quelli che stanno venendo in mente. Ovviamente ne abbiamo 145, quindi lei capisce, siamo leader praticamente. Rappresentiamo quasi un po' il vecchio negozio di vicinato, chiaramente con dimensioni più grandi, abbiamo oltre 2000 referenze di media, per cui diciamo che ogni bisogno da noi viene soddisfatto. Grazie mille. Per qualsiasi cosa naturalmente basta consultare anche il sito e così si potranno avere anche maggiori informazioni. Sì, tra l'altro vi invito anche a venire non solo da noi qua a Milano, ma ad esempio anche a Tre Baseliche, essendo stati appena inaugurati. Per circa un mese avremo una promozione di 98 centesimi su tutta la frutta e verdura sfusa. Sappiamo benissimo quanto la frutta e verdura faccia bene, da noi mi permetto di dire anche molto buona, per cui ve la consiglio vivamente.